mi chiamo Karen, sono da Danimarca. Volevo andare avanti ad imparare a ballare. Io ho cominciato a imparare a ballare all'estero e quando mi sono trasferita in Italia volevo comunque andare avanti ad imparare a ballare e ho guardato un po' di scuole qua intorno e sì, ho visto tante scuole diverse, ho visto uno dove secondo me c'erano le lezioni un po' troppo serie e ho visto un'altra scuola dove praticamente metà lezione andava persa scherzando e dopo ho trovato Chi se baila che secondo me aveva il giusto equilibrio tra imparare e divertirsi e sì, quindi anche se sono a mezz'ora di strada da qua per me vale la pena venire qua a ballare. Fai veramente delle belle amicizie ballando. E un altro è sicuramente ridurre lo stress, perché lavorando, studiando ho un sacco di problemi e preoccupazioni e comunque quando vengo a ballare proprio dimentico tutto, stacco con la testa e mi diverto, quindi quello è importante. Ma probabilmente l'atmosfera qua si diverte e anche il fatto che ballando a lezione cambiamo sempre le coppie, cambiamo sempre ballerino, quindi conosci bene tutto subito, mi sono trovata benvenuta subito. A me piace frequentare sia discoteche, locali così, ma soprattutto anche qua in sede perché magari se vai in discoteca, se hai un po' di ansia, non sai dove andare, non sai chi c'è, comunque qua in sede arrivi, conosci già tutti, è più tranquillo, più rilassante secondo me. Consiglierei sicuramente a Chi se baila, ho già consigliato a diversi amici. E come ho detto prima che è proprio per me il perfetto equilibrio tra imparare e divertirsi e si trova subito parte di un gruppo